un'altra delle questioni, diciamo, cruciali, che è quello del quale lingua, perché insomma noi sappiamo che anche in passato ci sono stati progetti come quello della lingua sarda comune, che credo che non abbiano trovato grande consenso, ad esempio nella vostra realtà, ma anche in altre, e devo notare che torniamo sull'argomento con la nuova legge, perché appunto la commissione, questa consulta che dovrebbe definire questo standard avrebbe in qualche misura questo tipo di funzione. Voi cosa ne pensate a questo riguardo? Allora, noi ce l'abbiamo scritto nello statuto che per noi il sardo è una lingua con 2 macrovarietà diatopiche, che sono dei veri e propri diasistemi, varietà diatopiche storiche e letterarie, cioè il campidanese e il logudorese, che hanno e devono avere la stessa dignità. Noi su questo siamo fermamente convinti, ma non perché l'abbiamo inventato noi, perché ci sono ormai quasi secoli di studi scientifici che dimostrano che le 2 varietà esistono e sono ben distinte. Anzi, dirò di più, Ethnologue, l'organismo dell'UNESCO che è deputato alla classificazione delle lingue, classifica il sardo come una macrolingua e all'interno di questa macrolingua mette 4 lingue addirittura. Le chiama lingue e sono appunto il campidanese, il logudorese, il gallurese e il sassarese. Quindi, per dire, gli organismi internazionali vanno anche oltre la semplice suddivisione, la classificazione puramente linguistica, perché noi lo sappiamo, i linguisti lo sanno, che il gallurese e il sassarese sono 2 varietà che non fanno parte del sistema linguistico sardo propriamente detto. Però giustamente, secondo me, vengono considerate parti della lingua sarda, perché hanno lo stesso diritto di essere tutelati così come le 2 macrovarietà sarde. Ora, quindi, questo quale sardo è anche una domanda che è stata utilizzata anche in modo strumentale per dire tanto i sardi sono talmente tanti che alla fine non sappiamo neanche come poterlo scrivere, per esempio, perché ognuno lo vorrebbe scrivere secondo la varietà del suo paese. In realtà non è così e noi abbiamo lavorato tantissimo perché quando è nata l'Accademia ha messo insieme vari gruppi culturali e uno di questi gruppi era il comitato scientifico che aveva creato praticamente le regole per la norma ortografica del campidanese su incarico della provincia di Cagliari. Tant'è vero che poi nel 2009 questo è uscito, nel marzo, e nel 2010 la provincia di Cagliari, il consiglio provinciale lo ha deliberato, lo ha adottato all'unanimità. E quindi questo è già uno delle 2 gambe, diciamo così, che formano il sardo. L'altra gamba, sul logudorese, che fino adesso non è ancora stata, diciamo così, proposta, ma lo sarà a brevissimo, faccio un'anticipazione, probabilmente il mese prossimo, entro il mese prossimo e comunque prima delle elezioni, uscirà il libro che si chiamerà Susardo Standard, che raccoglie una seconda edizione delle Arregulas che è stata in parte migliorata e arricchita di alcuni elementi che mancavano nella prima stesura, e poi per la prima volta nella storia della lingua sarda verrà pubblicata la proposta della norma logudorese. Perché noi riteniamo che queste 2 norme debbano essere comunque presenti e utilizzate? Perché non esiste in Sardegna un parlante, una qualsiasi varietà di sardo che non possa riferirsi ad una di queste 2 macrovarietà. Perché? Perché sono conosciute, perché c'è una storia letteraria, perché ci sono i cantadoris, campidanesi e soscantadores logudoresi che hanno una loro norma e che tutti conoscono, e la poesia tutti la leggono e la capiscono. Certo, l'esperimento dell'LSC è stato improvvido, secondo me, perché creare... Cioè la lingua sarda comune. La lingua sarda comune, sì, certo. Noi siamo talmente abituati a parlarne che ci viene spontaneo dire così. Quindi la lingua sarda comune è un esperimento fatto a tavolino che è spudoratamente, direi io, sbilanciato verso il logudorese,
dal punto di vista fonetico almeno per il 60% e morfologico per il 90-95%, che quindi esclude la maggioranza dei parlanti, perché in Sardegna la maggioranza dei parlanti parla una varietà campidanese, e soprattutto è un ibrido creato artificialmente, per cui è stato accettato in parte da alcuni autori che hanno anche scritto, che però erano di parlata del nord Sardegna, cioè o onoresi o logudoresi, mentre nessun campidanese che io sappia si è mai potuto mettere a scrivere in lingua sarda comune, perché è uno standard che è troppo lontano da qualsiasi varietà parlata. Nella scuola si dovrebbe partire, a nostro parere, dalla parlata locale, perché questa è l'unica parlata che i bambini hanno la possibilità di sentire, i bambini e i ragazzi, perché magari in famiglia, magari non più i genitori, però almeno i nonni la conoscono, e quindi il fatto che magari i bambini la possano sentire, imparare e studiare a scuola e poi poter avere un confronto in famiglia con i loro nonni, magari può essere un modo per ricucire quella trasmissione che si è purtroppo interrotta.